Caro diario, oggi è il 27 giugno 1980, fa un cavolo di morire. Sono all'aeroporto di Bologna e l'orologio segna le 7 di sera. Lo volo dell'8 stasera a pigliare, in Palermo, ne me madre, stai per tornare. Ah, per 2 anni che manco in Palermo, di ringianne mia, ma per travagliare. Intanto talio che la fila per imbarcare si comincia a formare. Caro diario, ora sono in un capo l'aereo e nella canticchia avessimo a decollare. I cristiani sono tutti belli, assettati. Siamo 81, 68 granne e 13 piccerini. E io continuo a scrivere le mie pensate. Caro diario, l'aereo partiva. Dentro Finestrino le nuvole paiono tante cuscine bianche, il cielo è blu, come l'occhio di sta signora che sta leggendo ed è assettata alla mia. La terra e le case non si vedono più, siamo troppo alti. Caro diario, sono le 8:40 di sera. Alle 9 sicuramente siamo in Palermo, avessimo arrivato. Ma che succede? L'aereo fa scruscio, comincia a tremare. Dopo sta frase, sto picciottetto di scrivere lentato, lo diario in terra ci cario. E tutto insieme un pertuso grande dentro questo aereo si rapio. I cristiani si sentivano forti, in sedile, tenete. L'aria cominciava a mancare. Da poco venivano risucchiate in to cielo aperto, volavano indisturbate. Lo sangue aumentava come l'acqua, le voci diminuivano e si sentiva un lamento di morte tra la gente. Era tutti erano morendo e l'aereo si schiantava in tuo mare come niente. Invano aspettavano le parenti in Palermo, invano cercavano le torri di controllo. In tuo mare terreno fu avvistato e lo primo corpo vicino a Ustrica venne ritrovato. 108 corpi vennero in mezzo all'acqua ritrovati e 43 corpi alle parenti ci furono uniati. Dopo 100 anni, processi e testimoni non hanno fatto chiarezza. Tutti aspettavano questa verità, una verità. Ma quale verità? Che non arriva mai questa verità. E tutto rimane un mistero. Sì, un mistero. Un mistero da saggio di Ustica.